È diverso, sono due storie diverse perché da noi sono state distrutte più che altro case e oggetti, ma la disperazione negli occhi delle persone, nei volti delle persone può essere la stessa e anzi anche qui rivedo le lacrime delle signore che vedevo nella città, a Faenza da me. La disperazione di chi non ha più niente, lo sconforto, la ricostruzione, la tragedia del Vajont e l'alluvione in Romagna sono sì due storie diverse, ma con tante affinità e spunti di riflessione comuni. Questo è il fil rouge della mostra che è stata inaugurata al Centro Culturale Parri di Longarone. Da una parte le foto della 25enne faentina Nicoletta Valla, dall'altra quelle del mitico Bepi Zanfron, il fotografo del Vajont. Ritrovarsi una macchina fotografica in mano è un segnale, no? Magari lei non ha avuto un papà fotografo, però ha avuto questa passione di continuare, di documentare. È stata molto brava. Ha detto che ha scattato tanto, già il dire scattare tanto è un buon segnale, perché mio papà mi diceva se puoi scattane di più piuttosto che scattarne meno. L'urgenza del racconto e il valore della memoria, quindi, nell'iniziativa promossa da Sostampa Belluno con il Sindacato Veneto dei Giornalisti e il patrocinio di Comune, Proloco, Fondazione Vajont. La valenza della memoria può essere data solo dalle foto, perché purtroppo o per fortuna siamo una società che è la società dell'immagine, e quindi avere dei professionisti dell'immagine, dei giornalisti dell'immagine, quindi dei cronisti dell'immagine è quanto mai importante per raccontare un domani quello che sta accadendo oggi o quello che è accaduto 60 anni fa.